io ringrazio tutti, ringrazio principalmente il personale che ha realizzato anche quest'anno questo magnifico presepe che dopo vedremo. Ringrazio l'associazione, c'è il presidente anche se è nascosto lì dietro, dopo prego di venire qua per aprire e scoprire il presepe. Ringrazio anche il Filo di Samu, che è l'altra associazione con la quale in questo periodo abbiamo condiviso alcune cose, alcune idee, e che ci ha permesso di realizzare anche quelle che sono le foto dei presepi degli scorsi anni. Ci tengo a dire che eventuali offerte che dovessero essere fatte andranno tutte in beneficenza e andranno all'associazione per mio figlio che assiste i ragazzi della pediatria dell'ospedale di Treviso. Ringrazio il sindaco che sempre è vicino alle varie iniziative del comando e con il quale abbiamo un bellissimo rapporto ormai instaurato. Sì, io mi aggancio nel ringraziare il comandante e tutto il corpo dei vigili del fuoco. Questa è sempre l'occasione per fare un po' a fine anno gli auguri di buon Natale ovviamente a tutto il comando e un ringraziamento per quanto stanno facendo in un momento particolarmente complicato che tutti noi stiamo vivendo e che non voglio star qui a ricordare, perché tanto già il fatto che siamo con la mascherina insomma ci fa capire di cosa stiamo parlando, però la cittadinanza, la comunità nei vigili del fuoco vede sempre delle persone professionali disponibili che ci mettono tanto cuore nei loro interventi. Insomma, abbiamo avuto anche modo di riconoscere proprio come comunità la bontà dei loro interventi in occasione anche di qualche situazione particolare dove vi siete distinti per coraggio, professionalità, e credo che questo sia qualcosa di davvero bello per noi e che conferma che Treviso ha una qualità della vita così alta proprio perché ci sono dei servizi che funzionano alla grande, e tra questi ci siete sicuramente voi, che siete un fiore all'occhiello a livello nazionale, no? E poi con queste iniziative la vicinanza tra i vigili del fuoco e la comunità è completamente azzerata, e questo è un'altra cosa davvero bella. Ringrazio anche Don Giuseppe, sempre presente nelle nostre comunità, nella comunità di Monigo in modo particolare, però sempre attento e sensibile a quelle che sono anche le iniziative nel territorio. Quindi grazie anche a tutti coloro che doneranno per l'associazione che quest'anno avete deciso di sposare il progetto, e un saluto anch'io a Diego e a Ivan per il nuovo progetto che è stato messo in piedi, che anche da questo punto di vista è un qualcosa di importantissimo, perché ne abbiamo davvero tutti tanto bisogno. Quindi l'obiettivo è quello di cominciare e dare un segnale importante, ma poi dare continuità al sostegno di queste realtà che sono importantissime nei nostri territori. Quindi grazie davvero. La festa del Natale ci convoca tutti intorno al presepe. Nell'innocenza dei piccoli vediamo il riflesso del fanciullo di Betlemme, che richiama gli uomini a glorificare Dio e ad accogliere il Vangelo della pace. Allora, in un momento breve di preghiera, rivolgiamo le nostre invocazioni ripetendo insieme: Gesù, ascoltaci. Gesù, guidaci nella via della vita e aiutaci a crescere in sapienza, età e grazia. Gesù, salvaci da ogni pericolo e fa che custodiamo sempre il dono della tua amicizia. Gesù, proteggi le nostre famiglie, tutti coloro che ci vogliono bene. Guarda con amore i piccoli e i poveri che soffrono per la fame, il freddo, la malattia e l'abbandono. Gesù, ascoltaci. Fa che la pace regni in ogni luogo della terra. Gesù, ascoltaci. Noi ti diciamo grazie, Signore Gesù, che ti sei fatto piccolo come noi. Nella tua nascita a Betlemme hai rivelato l'eminente dignità di ogni bambino e hai fatto dei bambini la misura del regno dei cieli.
custodisci la loro innocenza e apri i loro cuori all'annunzio della vera gioia, per trasmetterlo ad ogni creatura. Benedici questa casa, eretta a protezione di chi si trova in difficoltà. Tieni tutti sempre vicini a te con Maria e Giuseppe nel calore della Santa Famiglia. Fa che non manchi mai il pane e la pace a tutti i bambini del mondo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Che ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, la grazia e la gioia del battesimo che ci fa in Cristo nuove creature. E buon Natale a tutti. In Betlemme, penso che il significato sia chiaro, no? L'idea di quest'anno è quella della neve, dell'emergenza di una grossa nevicata, e i vigili del fuoco che sono intervenuti per aprire i percorsi verso le case, per eliminare e abbassare la neve dai tetti. Infatti vedete che sono all'opera ancora sui tetti delle case. E questa è proprio in ricordo di quello che è successo all'inizio anno con l'eccezionale nevicata che abbiamo avuto nel territorio montano. Gabriele il nunzio e Virgo concepit filio, e chiaceti in presepio, qui regna sine termino, e conio di vos et asinus, ut fuera dominus, et angelus pastoribus, revera tuos et si dominus, buena tu si Betlem, alleluia. Alleluia, Gerusalemme. Matris natus virgine, sine virili semine, sine serpentis vulnere, de nostro venit sanguine, in carne novi similis, peccatos et dissimilis, un rendere nos homine, steo